Dalla piazza di Nuoro, in cui Franca ha preparato delle buonissime seadas, passiamo ad un altro dei prodotti che rende famosa la Sardegna, i salumi. Qui con me Rosaria Murru. Rosaria, buongiorno. Ciao. Questa per voi è un'attività di famiglia? Sì, è un'attività di famiglia che facciamo da oltre 50 anni. Adesso siamo in un pezzettino di storia della mia famiglia e di questa azienda. Siamo nel museo laboratorio. Alle nostre spalle la vecchissima e storica piccola saletta di stagionatura. Ma su questo tavolo che cosa c'è? Allora, qui ci sono tutti quegli ingredienti che servono per fare le nostre salsicce. Tanto partiamo dai budelli, che servono appunto per contenere la carne macinata, carne fresca, tutta condita con le spezie, il sale, il pepe. Ecco, questo è pepe, perché sembra un macinacaffè, però in effetti all'interno c'è il pepe. E lo è. All'inizio dell'attività sicuramente i macchinari non erano quelli di oggi e questa è stata una fantasiosa idea di mio padre che aveva bisogno del pepe macinato della misura che voleva lui e ha trovato l'ideale in questo vecchio macinino recuperato da un bar. Non solo salsicce, ma voi producete quanti tipi di salumi? Oltre 60 tipi di salumi. Produciamo anche la mortadella, che è la regina di tutti i salumi e che è apprezzata tantissimo dai ragazzi e dai bambini. E tra l'altro, siccome noi siamo anche molto affezionati alla nostra regione, la nostra mortadella è costellata di tante piccole bandierine della Sardegna, quindi si riconosce ovunque. E tra l'altro non si dimentica per il sapore, secondo me. Grazie Rosaria, e ora è arrivato il momento della pubblicità, ma restate con noi perché tra poco torniamo.